Si è svolto all'Istituto Sciascia di Agrigento un seminario rivolto agli alunni dal tema La scuola e le istituzioni, insieme contro la violenza di genere e il femminicidio. Sono intervenuti la dottoressa Gabriella Sacchi dell'ASP di Agrigento, il dottor Vincenzo Piazza, funzionario della Questura, e la dottoressa Simona Faga, sostituto procuratore e coordinatore del gruppo Tutela delle fasce deboli. È fondamentale parlarne a dei ragazzi giovani, di 15 anni circa. Devono sapere che lo Stato è presente, devono sapere come affrontare eventualmente queste problematiche, come prevenire e devono sapere a chi rivolgersi. Ed è importante che lo Stato, la magistratura, le istituzioni, la scuola dica loro: noi ci siamo per ascoltarvi ed eventualmente per affrontare insieme i problemi che potranno avere nella vita. Perché i reati di cui parliamo oggi sono reati comuni, sono reati che possono avere come vittime chiunque, donne, uomini, bambini, e quindi tutti noi siamo coinvolti in queste storie che spesso sono tragiche, ma spesso non lo sono, e quando non lo sono grazie alle istituzioni, alla scuola, ai professori, ai docenti, ai giornali, alla stampa che diffondono queste notizie e fanno sì che i ragazzi conoscano i pericoli cui vanno incontro e sappiano prevenirli e gestirli. In questa giornata in cui l'Istituto ha organizzato un convegno in cui si parla delle donne come vittime di violenza, la Questura è sempre in prima linea in questa tematica, sia con le richieste di ammonimento fatte al Questore, sia con i procedimenti penali, con gli organi investigativi. Io penso che questi momenti con i ragazzi siano dei momenti fondamentali, importantissimi, in cui si cerca di raccontare la propria esperienza ai ragazzi, la propria esperienza professionale, di dare ai ragazzi delle esperienze di vita vissuta da donne vittime di violenza che ogni giorno si presentano nei nostri uffici. Penso che quindi la Polizia di Stato deve esserci in questi momenti, e quindi, così come la Procura, oggi siamo qua. L'Istituto Sciascia ha invitato l'azienda sanitaria, l'ufficio educazione alla salute dell'azienda sanitaria a fare questo incontro, questo convegno, ed è stato importante perché è importante che questi temi, diciamo, non rimangano chiusi nel cono d'ombra, e quindi sono a volte gli eventi che leggiamo nei giornali la punta di un iceberg che ha delle radici molto profonde. E i ragazzi sono stati attenti, hanno anche preparato dei lavori molto interessanti. Ovviamente se ne parla sempre poco.